La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ed eccoci ritornati al nostro spazio consueto a fine giornata per vedere come sono andati i mercati, quello italiano e quelli europei, segni positivi sulla gran parte delle piazze europee ad esclusione di quella del Regno Unito. Ma andiamo a vedere in dettaglio. Piazza Affari Milano registra un più 0,7%, Parigi più 0,54%, più accentuato il rialzo da parte della Borsa di Madrid con un più 1,59%, Francoforte più 1,09%, dicevamo l'eccezione della Borsa britannica con Londra che segna invece una perdita dello 0,34%. Chiudiamo con l'Eurostoxx che invece è in terreno positivo per lo 0,78%. Questi erano i risultati, gli andamenti dei mercati italiano ed europei a fine giornata. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo spazio di approfondimento sui mercati. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione